E benvenuti a Pirossigeno Cosenza L84, 25esima giornata del campionato di Serie A di futsal. Si torna in campo dopo una settimana di pausa per la Coppa Italia e si comincia con il primo possesso della L84, cerca subito un'imbucata. Grande acquisto questo del mercato. Attenzione perché c'è una chance per Bavaresco. Deve opporsi Kaique Rodriguez. Ha bisogno di palloni in profondità, un giocatore fronte porta devastante. Non deve giocare di certo spalle porta. Liberty col sinistro, pesca l'angolino e fulmina Parisi. Vantaggio della L84 su una fiammata del diavolo. Liberty 1-0. È partito dalla sua banda dove poi può sfruttare la qualità per accentrarsi. Qui si è accentrato quasi un banda a banda. Riuscirà a gestire come il vantaggio l'orgoglio del Cosenza che perde palla. De Oliveira. Parisi tiene a galla i lupi. Qua è stato bravo Giulio De Oliveira con la prima linea, fare un bel cambio di... Adesso De Oliveira ancora. E se l'è divorato questo. Leggi non scritte si avvera. E se il Cosenza punisce, Saponara davanti a Kaique Rodriguez e ci va vicino. Poi conclusione al volo di Marcelinho. E per poco non mi dà ragione, ma questo sport ti smentisce sempre. No, l'L84 ti avrebbe diffidato da fare un'altra telecronaca, visto che... Però in compenso ti avrebbero fatto una statua in piazza a Cosenza, questo sicuramente. Ancora in avanti il Cosenza con un tocco morbido di Marcelinho, traversa. Dato il tocco morbido. Ora Lugero Lopez va a centimetri dal 2-0, se lo sta perdendo anche la regia. Sì, sì. L'ha parata Parisi, con la mano sinistra. La parata sì. Perché da lì angolo di tiro poco, però è stato bravo a trovarlo. Poi Raguso, Parisi la vede sbucare all'ultimo ed è bravo anche in questa reazione. Perché davvero l'aveva vista all'ultimo momento. Poi quei tiri, Luca, sono proprio pericolosi. Quelli sotto, quelli che poi ti passano sotto le gambe, sono i più difficili da parare per un portiere. Uno magari può pensare come magari nel calcio a uno. Lugero Lopez si fa trovare pronto al centro dell'area di rigore. Si lamenta Tony Dandel con i compagni per una marcatura che non c'è stata e Lugero Lopez deve solo spingerla. Stanno marcando lenti perché qui è bello il movimento di Raguso a mettersi per farsi venire a prendere dall'ultimo e Ruggero Lopez ad andare a attaccare lì le spalle di Tony Nandel. È bello il movimento di Raguso per farsi seguire da Tony Nandel, che lì non deve lasciare la sua posizione. Respinto Parisi da power play, ci prova e secondo me non ci è andato lontano. Della classifica è quella che ultimamente ha ottenuto più risultati. Fortini, Parisi si fa trovare pronto. Kaique Rodriguez raccoglie, allarga per Murilo Schiocchetta, si accentra e calcia. Quello che avevamo già detto, un ambiente caldo che deve trascinare la squadra. Fantesele, doppio passo, sterza, va con la punta. Kaique Rodriguez la alza in calcio d'angolo. Si muove in area Saponara, c'è anche Tony Dandella, palla fuori per Marcelinho. Traversa piena. Secondo gli arbitri di partenza l'84, Maxi Resci allarga per Lugero Lopez. Risponde Parisi e poi calcio d'angolo. Cosico mette giù Liberty, Parisi respinge, poi Raguso non la vede. È una squadra che deve lottare per salvarsi, che gioca in casa, che ha le caratteristiche del Cosenza. Victor Lopez sponda Cosico, Parisi cosa ha preso? Palo! Situazione, gol che non avrebbe meritato di subire il Cosenza in questo momento per come stava giocando. E adesso arriva la sirena, finisce 0-2 il primo tempo al Pala Pirossigeno di Rende. Tutto pronto per il secondo tempo, arriva il fischio, si riparte con il primo possesso della Pirossigeno Cosenza. Mondo nel 2024 con la nazionale argentina, rischia tanto Parisi, ha tornato, scalda le mani di Victor Lopez che si fa trovare pronto. Nel momento che hai il gioco col pivot puoi fare giretto veloce fra i tre e palla. E adesso Saponara, entrato apposta insieme a Parisi per questa giocata. 2-1 della Pirossigeno Cosenza che rientra in partita. Però scelta di Victor Lopez mai, perché questa palla, vedi,
questa palla non la puoi, hai due difensori davanti, tu devi stare in porta, quella palla è del difensore sempre, anche perché tu quella palla rischi di prenderla fuori area, perché Saponara è fuori area, quindi tu da lì non devi proprio mai andare. È un errore di lettura? Potrebbe essere, ma è un errore grave, è un errore che non devi fare soprattutto. I titoli in questo momento che schiera in campo l'L84. Già solo i due ragazzetti argentini. Ruggero Lopez difende, vorrebbe girarsi, ci riesce, Parisi para, ma Cosico sulla ribattuta fa 3-1 all'improvviso nel momento migliore del Cosenza, segna la L84 con il proprio capitano, doppietta all'andata, gol al ritorno. Connessione con Ruggero Lopez che è bravissimo a spostarsela sul suo piede, a calciare, a incrociare un angolo di tiro molto chiuso, avevi anche il difensore, lì Parisi fa grande parata, di certo non può angolare di più questa respinta, perché già da lì averla presa è una grande parata, bravissimo, sì, qua ad annusare, no? Quasi da cannoniere d'area di rigore, lui che non è quel tipo di giocatore lì, però è stato bravo a crederci, è stato bravo ad attaccarlo quel palo. L'ha vista sbucare, attenzione, Arrieta con il destro, autogol di Cuzzolino, è durato 5 secondi il vantaggio dell'L84, forse meno, sicuramente meno, perché il Cosenza ha battuto a centrocampo, ha allargato il gioco e ha trovato il 3-2, altra ingenuità incredibile dell'L84. Eh sì, perché qua vedi, Osico si fa mettere in mezzo, lo perde Arrieta, si fa prendere le spalle, poi giustamente lì Victor Lopez va a chiudere quanto più spazio possibile. Qua Cuzzolino, sai che secondo me, anche se l'avesse lasciata, perché Adornato non gli aveva preso le spalle. Lancio Raguso di testa, Fortini, sombrero, Tony Dandele destro, Fantesele in avanti, Saponara sponda, Tony Dandel, Victor Lopez, conclusione centrale, bisogna marcare più forte quando la... e c'è il 4-2 della L84 che rimette due lunghezze di vantaggio tra Sela, Pirossigeno, Cosenza. È una partita che non ha senso. Ma guarda come è stato giocato a bene. ogni logica. Guarda come è stato giocato bene questo schema. De Oliveira esce dai blocchi, suolata, pisata all'indietro, eccola lì, e di prima si deve marcare però, qui non si può non marcare così. Ancora al 24 argentino, Fantesele, Marcelinho! Sembrava quasi avesse sbagliato lo stop, poi mette un meteorite sotto la traversa. 4-3, avevamo detto manca lui al Cosenza, a terra rende e riapre tutto. Giocata bene, qua l'hanno giocata bene, di pazienza, hanno caricato il lato sinistro per lasciare l'1 contro 1 qui, che l'ha spostata a sinistra, non pulitissima, ma poi come hai detto tu, sembrava un po' il razzo che è partito da Cape Canaveral pochi giorni fa. Sì, se Bavaresco viene a fare il blocco. Tony Dandel, salvataggio di Victor Lopez a 30 secondi dalla fine. A quell'occasione ha creato tanto scompiglio, ecco. Parisi con le mani, colpo di testa di Raguso e arriva la sirena. La L84 per la prima volta espugna la Calabria e vince in casa della Pirossigeno Cosenza. Espugna la Calabria quando in Calabria ci giocano i lupi rossoblù, perché le uniche vittorie erano arrivate in Piemonte. Seconda sconfitta consecutiva per la Pirossigeno Cosenza. La L84 torna in campionato così come l'aveva lasciato, vincendo, forse soffrendo proprio come nell'ultima gara, un po' più del previsto nel finale, ma da grande squadra.